Perfetto, grazie. Ciao, buongiorno a tutti. Buondì. Niente, continuo. Allora, il progetto che vi voglio presentare si basa principalmente su tre macro obiettivi, se così vogliamo dire, che sono anche in parte le prime due, le componenti principali dell'infrastruttura, che è parte dell'oggetto, degli obiettivi della realizzazione del nostro progetto, e che sono quindi la realizzazione di una rete che abbiamo chiamato rete API Internet of Things, andrò poi nel particolare, la realizzazione, in realtà, come dire, l'eredità presa dal passato, perché questo già era un progetto della precedente programmazione, quindi diciamo così, un uso, un'integrazione, un aumento delle potenzialità di quella che noi chiamiamo la piattaforma SensorNet, e sempre maggiore come obiettivo con il passare del tempo, passare da quindi non solo un aspetto di tipo tecnologico per quel che riguarda gli obiettivi del progetto, ma anche la realizzazione di progetti di applicazione sul territorio di questa piattaforma. Ora, non è solo una piattaforma tecnologica, qui non ho voluto fare il disegno della tecnologia, ho semplicemente voluto riassumere un po' quelli che sono i macro componenti delle piattaforme di cui dicevo prima. La prima è quella della rete della pubblica amministrazione per l'Internet of Things, dopo vedremo quali sono i suoi particolari. La seconda è la piattaforma SensorNet, che noi in parte avevamo già sviluppato e stiamo comunque portando avanti come sviluppo a livello territoriale, che integra i dati della piattaforma derivante, dell'infrastruttura dell'Internet of Things, ma come ho appena detto, integra anche dati di altri sensoristiche, di reti di sensori già presenti nel nostro territorio, se non anche fonti derivanti da database o comunque applicativi che elaborano e gestiscono dati comunque tendenzialmente sempre derivanti da sensoristica. E ho in questa presentazione, anche in questo schema, riportato quella che noi chiamiamo la Big Data Platform, perché, come si è detto anche precedentemente, raccogliere i dati per poi non farci qualcosa è un po' uno spreco, detto come ho detto, no, per capirci. L'obiettivo finale, come dicevo anche negli obiettivi del progetto, è quello di realizzare applicazioni e quindi, basandosi sui dati raccolti, appunto, vedremo alcuni esempi, trovare quelle che sono delle applicazioni, anche con il supporto di quella che noi chiamiamo data platform, big data platform, però preferisco chiamare data platform, che è un collettore di dati non solo derivanti dal mondo della sensoristica, ovviamente, è un collettore di dati, è un collettore che permette poi di fare elaborazioni fino a livelli anche di applicazioni di algoritmi di intelligenza artificiale e dashboard di qualsiasi tipo di complessità. Sottolineo solo una cosa, da una parte l'implementazione delle smart cities nel 2010, costituito da Comuni Capoluogo, ANCI Toscana e CISPE Toscana. In particolare, evidenzio l'importanza delle public utilities, perché, nell'ambito delle smart cities, in tutti i territori, una buona componente dei servizi pubblici viene gestita dalle public utilities, per cui è fondamentale, un loro coinvolgimento e, CISPE Toscana è un'associazione che le racchiude tutte, per cui, a livello regionale ci fa un po' da intermediario su quel fronte, mentre con ANCI Toscana abbiamo avuto ovviamente un intermediario anche sul tema dei comuni e dei comuni capoluogo in particolare. È stato elaborato un documento per arrivare a definire le linee guida sulle smart city in Toscana. E poi l'obiettivo è stato quello di creare una piattaforma regionale di smart region, chiamata in questo modo, che di fatto dia supporto alle varie iniziative dei territori in ambito smart city. Quindi qui si sta parlando fondamentalmente di dati non personali, di big data creati da sensori o da sistemi vari delle smart city, penso a colonnine di ricarica elettrica, penso a sistemi di smart parking e così via, e si sta parlando di unire questi dati in real time, producendo delle informazioni, supporto decisionale per i vari decisori, e producendo anche dei dati che possono anche ovviamente in parte andare in open data, e anche effettuando tramite sistemi di machine learning delle iniziative di prediction e di analytics. E poi l'idea è stata quella di creare dei verticali che adesso poi appunto vedremo sotto nel dettaglio.
Quindi diciamo il modello è quello appunto dei cluster, quindi l'idea è quella di passare al concetto di smart region, cioè una serie di cluster per i vari enti in cui regione dà un'infrastruttura abilitante per diciamo, la raccolta di big data e diciamo as a service offre la possibilità di avere appunto delle dashboard o degli strumenti a supporto decisionale per i territori. Quindi il modello è quello multi-tenant, quindi diciamo un data lake regionale che ha n tenant per ciascun territorio, che non necessariamente coincide con un comune, può essere anche un'area, può essere un comune più un insieme di public utilities, può essere un comune con una sola utility che ha più servizi in quel territorio, diciamo ci sono diverse configurazioni possibili. Dal punto di vista tecnico, fondamentalmente è un sistema che appunto prevede un'aggregazione di dati con componenti di analytics, delle API e appunto N applicativi verticali. Questo modello, diciamo, è stato anche, ha fruito anche, diciamo, a parte il tema dei fondi ovviamente Portcrea a cui si è riferito, ha fruito anche, diciamo, di esperienza sviluppata nell'ambito della città di Firenze su un progetto di Smart City Horizon 2020 Replicate, in cui appunto, diciamo, l'architettura è stata poi un'estensione anche a livello di Smart Region. E quindi questo diciamo è il modello in generale. Chiaramente la videosorveglianza ovviamente non entra nel merito dei big data, ma è più un canale che viene acceduto a livello di control room per vie ovviamente tipicamente separate, mentre tutto il tema dei sensori, gli stessi open data che fanno anche da input per il data lake, i social media o altre fonti dati, diciamo, fanno appunto da sistemi di alimentazione di questa banca dati, di questo data lake, che poi va a produrre appunto degli applicativi verticali. Tutto questo sistema diciamo, è stato realizzato nell'ambito di contratto quadro Consip insieme con Almaviva. Le caratteristiche, diciamo, quindi c'è un'architettura a microservizi, una riusabilità, un approccio prevalentemente diciamo del tutto open source, una forte attenzione alla modularità, quindi alla possibilità appunto di aggregare più moduli diversi o utilizzare soltanto alcuni moduli e ovviamente in modo nativo alla scalabilità. Il tutto diciamo, sta fisicamente sul sistema cloud toscano e diciamo, a livello diciamo, architetturale la piattaforma, giusto qualche flash di tecnologie utilizzate in questo sistema che ovviamente come dicevo ereditano anche a livello architetturale l'esperienza sviluppata sul progetto Replicate Horizon 2020 e questo diciamo, è un'idea di modello diciamo, di segregazione e condivisione con gli enti, quindi ci saranno dei dati, questo è anche un modo per condividere delle banche dati di interesse per tutti che possano essere appunto messe a fattor comune, cioè con questo progetto non c'è solo l'idea del tenant dei silos ovviamente, ma c'è anche il tema di sotto i silos far fruire dei dati che siano di interesse per tutti. Penso ai temi dell'ambiente, del turismo, della mobilità, che sono comunque di ambito regionale e che quindi, o della protezione civile stessa, del territorio, il governo del territorio, della cartografia, e quindi possono essere degli strumenti diciamo, informativi a supporto diciamo, di tutti i tenant e che quindi vengono diciamo, erogati as a service per il solo fatto di stare dentro questa infrastruttura a livello appunto multi-tenant. E quindi questa è un po' l'idea ed è quello diciamo, che si sta andando a sviluppare. Questo è giusto un altro flash a livello diciamo IoT perché diciamo la piattaforma è composta fondamentalmente da un layer di aggregazione dati, ingestione dati IoT e un layer poi da parte data lake e diciamo di dashboard e analytics sui dati e diciamo anche questa diciamo prevede ovviamente varie modalità di ingestione e di caricamento dei dati che vengono appunto sviluppate via via nell'ambito delle varie iniziative fatte nei vari contesti. E poi ovviamente molto importante il front-end layer che va in generale o ai decisori politici o ai decision maker o amministratori dei vari comuni oppure agli operatori delle diciamo, sale di controllo dei vari sistemi.
I vantaggi di questa infrastruttura, vabbè, sono quindi quello di abilitare il controllo dei servizi forniti nella città, quindi qui c'è una visione molto ampia, non soltanto sul tema della mobilità o della polizia, oppure della polizia locale o della gestione del traffico, ma diciamo ci sono varie tipologie di asset della smart che vanno sotto diciamo, l'ombrello Smart City, che possono andare a essere diciamo, inseriti in questo contesto. Ovviamente c'è anche la parte, per esempio, porto, diciamo, nell'ambito Livorno, oppure parte smart parking su alcuni territori, quindi ci possono essere varie tipologie, diciamo, di contesto sui dati. Le applicazioni quindi appunto vanno dalla protezione civile al monitoraggio delle reti, dal monitoraggio mobilità, alla sentiment sui social. Ecco, diciamo, vado a chiudere con dove siamo in questo momento. Beh, diciamo, i dati del tenant di Firenze, diciamo, sono già presenti nell'infrastruttura. In particolare un mio collega, diciamo, ex collega diciamo, del Comune di Firenze, Lorenzo Tomassoli, spiegherà in una sessione parallela della parte smart irrigation delle presenze wifi, mentre diciamo, con i colleghi diciamo, del team dati di Firenze, Emanuele Geri e colleghi stiamo lavorando insieme alla Regione Toscana, con tutti i colleghi della Regione Toscana, sulla parte di ingestion diciamo, dei vari dati e di consolidamento. È previsto diciamo, il kick-off della Smart City Control Room fisica reale di Firenze intorno alla seconda metà del 2021, mentre con Paolo Bosco, i colleghi di Comune di Prato, è in progettazione la parte del tenant di Prato, che ha interesse per esempio in ambito mobilità o ambiente, e anche su quello diciamo, si sta approfondendo diciamo, la progettazione in modo da avviare diciamo, entro il 2021 l'ingestion dei dati. E altri domini diciamo, su altri territori diciamo, sono in corso di contatto nei vari comuni. Ovviamente via via che si parte faremo un'ampia campagna di condivisione e diciamo, di coinvolgimento dei territori toscani in modo da raccontare l'iniziativa e ovviamente favorire l'onboarding su questa piattaforma in modalità, come dicevo, as a service. E basta, e questo diciamo è un po' tutto, ve lo volevo raccontare, poi ovviamente siamo qua, se ci sono feedback o domande ovviamente siamo qua. Grazie ancora. Benissimo, grazie Gianluca, grazie anche per aver rispettato i tempi e per l'interessante iniziativa. Proverei a dare la parola a Gianluigi Berrone della Regione Piemonte. Perdonate i tempi stretti, non so se è presente Gianluigi Berrone. Sì, ma sembra che non lo sentiamo, nonostante l'audio ce l'abbia acceso. Se può provare a parlare. Non lo vediamo nemmeno, Sara. Allora, io lo vedo. Sai perché, Antonino? Perché è vista oratore. Finché lui non inizierà a parlare non arriverà a essere in primo piano. Ho capito. Purtroppo io vedo l'audio attivato, tuttavia non capisco perché non si senta. Forse dovrebbe, vediamo un attimo. Vediamo qui. Va Vediamo bene. adesso se può, vediamo se riesce. Ho chiesto di riattivare l'audio, vediamo se adesso va. Provi a parlare. No, lo stesso. Forse dovrebbe entrare e uscire e rientrare. Sì, nel frattempo, Sara, ti chiedo, l'organizzazione prevede che abbandoniamo la sala automaticamente oppure siamo allora, noi? te lo dico subito. Sostanzialmente alle 12:10, al mezzogiorno dovremo iniziare a tirare la sintesi, una decina di minuti se può andarti bene. E Certo. poi se vogliamo anche lasciare magari qualche minuto per le domande intorno alle 12:10 e insomma alle 12:20 Federica dovrà chiudere le stanze, quindi questi sono più o meno i tempi. Quindi noi alle 12 abbiamo tempo fino alle 12:20, se capisco, e poi sì, automaticamente siamo dirottati sulla plenaria. esatto, esatto. Ottimo, quindi Comunque ti segnalo che bisogna chiudere e iniziare a tirare le somme. E alle 12:10 se vuoi ti do la chiusura definitiva per eventuali domande, se c'è il tempo ovviamente. ottimo, ottimo. Intanto vediamo se il collega
della Regione Piemonte riesce a connettersi. Beh, proverei a sfruttare questo tempo intanto per magari dare uno spazio un po' a degli interventi che magari provengono dai colleghi che sono in ascolto. Ho visto una domanda che ha fatto una collega su Speed per quanto riguarda l'intervento di Angelo Cardani, ma ho visto anche che ha risposto. Se ci fosse qualcuno con qualche curiosità, lo facciamo intervenire. Nel frattempo magari provo a fare qualche considerazione, giusto per condividere con i colleghi quello che abbiamo visto fin qui. Intanto sono dei progetti molto interessanti che in qualche modo mi danno l'occasione di sottolineare due aspetti che stiamo vivendo un po' anche noi come Regione del Veneto nella nostra esperienza. Il primo aspetto è che vediamo che c'è un fermento a livello nazionale in molte realtà di amministrazioni pubbliche che stanno facendo investimenti importanti nella medesima direzione o comunque su domini molto vicini tra di loro. Molto spesso le tecnologie, perché poi anche qui non è che si inventa niente, molto spesso le tecnologie che vengono utilizzate sono le medesime. Vedevo un po' ad esempio il progetto Sensonet piuttosto che quello della regione Toscana, ma addirittura molto spesso o in alcune occasioni anche i fornitori sono i medesimi. Quindi questo aspetto rafforza in noi, e spero sia condivisa come posizione, rafforza in noi l'esigenza, il bisogno, insomma la necessità di provare a tirare un filo con i vari colleghi delle altre regioni e degli altri progetti, perché ci piacerebbe imparare qualcosa, magari anche copiare qualcosa da quello che già si sta facendo, e se fosse possibile l'obiettivo ancora più importante che ci piacerebbe raggiungere è provare a condividere anche pezzi di codice, magari evitando, e non è questo il caso, che si finanzino gli stessi fornitori a fare le medesime cose. Questo è il primo aspetto che mi sento di sottolineare. Nel frattempo, Sara, non siamo riusciti a introdurre il collega. Antonino, guarda, mi dice la Fede che lo sta reinserendo in stanza in teoria. Ok, perfetto, grazie. Esserci, e lo vedo anche. Provare a parlare. Mi sentite? Sì, ora sì, meno male. Ecco, bene. Ben trovato Gianluigi. Allora Grazie. lascio immediatamente la parola a te. Sì, farò telegrafico, visto il tempo. Tutti i 10 minuti che ti spettano. Ok, d'accordo, va bene, grazie. Allora, vedete le diapositive? Sì? Sì, le vediamo. Ok. Allora, sì, niente, io appunto sono Gianluigi Berrone della Regione Piemonte e diciamo mi occupo soprattutto di dati dei trasporti e mobilità, quindi diciamo volevo oggi presentare un attimo quello che come Regione stiamo facendo diciamo in tema di Smart Region e di Smart Data Platform regionale nel campo appunto mio proprio dei trasporti e della mobilità. Poi chiaramente ci sono gli altri colleghi diciamo degli altri settori regionali che si occupano degli altri campi. Allora, fondamentalmente, come anche noi in Regione Piemonte, come anche i colleghi
Stolgi, Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, eccetera, abbiamo predisposto già da qualche anno questo grande piattaforma che si chiama Smart Data IUCCA, Smart Data Platform regionale, che fondamentalmente è il punto lab centrale, no, della Smart Region regionale, di condivisione dei dati e di esposizione di questi dati, sviluppata chiaramente dal nostro ente strumentale CSI Piemonte, che ci supporta su tutti i lavori perché riguardano il tema dell'ITS. È una realtà, è già, vedete l'indirizzo, ci si può loggare, si può chiedere un account e si può, volendo, iniziare a giocare con i dati che sono già presenti e i vari silos informativi che sono già presenti. Fondamentalmente non è diversa dalle piattaforme che hanno illustrato, altre piattaforme regionali che hanno illustrato i colleghi che mi hanno preceduto, insomma, come architettura fondamentalmente. Perdonami Gianluigi, perdonami. Tutto? Sì, volevo solo chiederti, tu stai scorrendo le slide o sei fermo sempre alla prima? Sto scorrendo, però purtroppo la mia connessione è quel che è. Io provo a togliere il video e spero che sia... No, è che non vediamo, siamo sempre fermi sulla prima slide. Volevo solo avvertirti di questo. Provo a togliere il video, vediamo se... Vedete scorrere? No, siamo fermi alla prima slide. Sì, ok. Non so se provi a spostare, se stai provando a spostare il cursore, se l'hai messa a pieno schermo come... Aspetta, tolgo... Esatto, provi a toglierla e rimetterla, esatto. Sì. Cambiato qualcosa? Sì, adesso vedo la slide, vedo una slide con in prima impressione IUCCA Smart Data Platform. Perfetto. Adesso cambio, è cambiato. Ok, adesso va. Perfetto, grazie, scusate, ma credo è un problema proprio della connessione, già capitato. Purtroppo, come diceva, credo il vostro assessore stamattina, bisogna essere anche supportati dalla banda che come anche noi qua abbiamo questi problemi, insomma. Comunque, appunto, come dicevo, appunto, non è differente IUCCA dalle altre piattaforme regionali, fondamentalmente mette in condivisione sia banche dati sia regionali che che private che vogliono, diciamo, conferire i loro dati alla banca a IUCCA, diciamo, sensori di IoT, diciamo, flussi provenienti dai social e poi i dati che arrivano da applicazioni verticali. Il tutto è stato sviluppato appunto con i fondi Porfesr, come vedete, chiaramente rimanendo nel quadro, diciamo, istituzionale definito dall'agenda digitale europea, dalle linee guida Agid e dell'accordo quadro che Agid ha fatto con le regioni su questa tematica. Chiedo scusa, mi inserisco un secondo. Chiedo scusa per avvisare che mi stanno dicendo dalla regia che alle 12:15 chiuderanno i tavoli, quindi hanno 5 minuti, quindi dobbiamo chiudere. Grazie. Quindi, chiaramente, allora, arriviamo al sodo. Fondamentalmente, allora, gli interventi del progetto di valorizzazione dati attraverso la Smart Data Platform
sono divisi in vari VP. Come vedete ci sono 11 VP che coinvolgono chiaramente dall'ambiente, le attività produttive, le foreste, la protezione civile, il territorio, e diciamo il VP10 noi trasporti, che appunto è la parte di cui mi occupo io insieme al collega Nigro. Allora, su questo specifico VP10 appunto noi stiamo cercando e avviato appunto da un anno a questa parte il lavoro per portare tutti i dati che abbiamo già presenti su applicativi verticali della nostra diciamo società partecipata 5T, quindi dati del trasporto pubblico, dati dei flussi di traffico eccetera, di trovare il sistema per spostarli diciamo in questo repository comune che è la Smart Data Platform, insieme per fondamentalmente, come è già stato detto, appunto sviluppare sicuramente una reportistica su questa massa di dati che inizia a diventare molto ingente, calcolare degli indicatori per realizzare appunto delle dashboard e dei cruscotti e poi rendere chiaramente disponibili questa massa di dati a soggetti terzi attraverso chiaramente la pubblicazione di open data, di API specifiche e diciamo interessante vedere come anche stiamo lavorando poi per interfacciare soprattutto i dati di traffico con il National Access Point nazionale presso il Ministero dei Trasporti, che dovrà fare da grande hub nazionale per i dati di mobilità. Vabbè, salto volentieri in tutto il dettaglio di questo VP. Fondamentalmente, appunto, come dicevo prima, stiamo avviando il popolamento dei data lake proprio di trasporti e di mobilità e iniziando ad avviare il lavoro per la realizzazione del cruscotto e della dashboard. Vado velocemente avanti, qualche cosa c'è già, abbiamo già implementato della reportistica, questo appunto sulla Smart Data Platform, sul osservatorio del trasporto pubblico, sui dati di puntualità dei treni, e abbiamo già alcune API che condividono dei dati anagrafici delle aziende di TPL, dei contratti di TPL, delle fermate del TPL, che possono essere chiaramente utilizzati da soggetti esterni. Dobbiamo chiaramente chiudere tutta una serie di operazioni che sono state avviate. Va bene, qui c'è tutto il cronoprogramma, ma lo saltiamo. Un interessante risvolto è quello che chiaramente la Smart Platform è anche lo strumento con cui pensiamo di dare una risposta ai bisogni di accesso civico e di accesso civico generalizzato ai cittadini, mettendo a disposizione delle informazioni il più complete possibile. Qua ho messo questa piccola integrazione invece anche col progetto eSmart, che è un progetto appunto per sviluppare un tool di supporto decisionale sui sistemi di ricarica elettrica focalizzati sul TPL e la logistica, che vedrà chiaramente la Smart Data Platform come punto di interscambio delle informazioni. Chiaramente anche nel progetto è coinvolta chiaramente anche il Veneto tramite Veneto Strade, quindi magari ci rivedremo in qualche modo all'interno del progetto. Mi sembra di essere stato dentro i 10 minuti e chiudo qua. Chi volesse avere informazioni ulteriori, riferimenti sono qui. Grazie Gianluigi. Tonino, abbiamo gli ultimi 5 minuti e quindi direi che la sessione delle domande la saltiamo, e se vuoi procedere con la chiusura. Sì, provo a procedere magari riprendendo il tema che stavo introducendo prima, e cioè quello che mi sembra di poter vedere insomma da tutte queste interessanti progettualità. Intanto ringrazio anche Gianluigi per la presentazione.
è che appunto stiamo in molte regioni sviluppando, cercando soluzioni a problemi che sono simili se non identici, e questo ci rafforza nell'iniziativa che oggi abbiamo cercato di mettere in campo, e cioè quella di poter costruire una serie di relazioni che da oggi e nei prossimi mesi vorremmo rafforzare attraverso una serie di incontri che possano costituire dei tavoli. Stavamo pensando a replicare questi 5 tavoli per poter dargli un respiro un po' più importante di quello che siamo riusciti a dare oggi, e per magari costruire insieme dei percorsi di collaborazione. E l'altro aspetto che io sottolineerei, se siete d'accordo, è che non c'è solo una questione legata alla necessità di condividere le esperienze, le competenze di natura tecnica, che sono naturalmente molto importanti, ma l'idea della Smart Region, che ha una serie di domini che appunto sono le TPL, la mobilità, piuttosto che la sanità, piuttosto che tutti questi domini hanno bisogno non solo di tecnologie, ma anche di esperti di domini che sappiano interpretare il dato e produrre informazioni sulla base di algoritmi e di modelli predittivi, interpretativi e prescrittivi anche in alcuni casi, che vanno del tutto sviluppati. E quindi l'altro elemento che metterei sul piatto, oltre alla necessità di lavorare sull'integrazione delle tecnologie, è anche un'integrazione delle competenze di dominio che poi ci permettano di utilizzare appieno queste informazioni che noi tutti stiamo provando a mettere assieme per poter essere poi indagate. Come ultimissima cosa, cercando di restare dentro alle 12:15, volevo recuperare anche alcune suggestioni che sono venute nella chat da una collega, che in buona sostanza sottolineava 3 questioni importanti: quella delle competenze, cioè la necessità di mettere nelle condizioni poi i cittadini di poter sfruttare queste opportunità, perché le infrastrutture che stiamo realizzando hanno come obiettivo non solo gli amministratori, ma soprattutto i cittadini, e riescono ad essere efficienti e efficaci per quanto noi le traduciamo in servizi. Quindi la collega sottolineava il tema delle competenze digitali, ma anche il tema della sicurezza, e quindi della necessità di garantire a ciascun cittadino uno spazio di dati che non sia possibile in qualche modo catturare e utilizzare per fini che non siano di bene pubblico. E infine sottolineava la collega anche la qualità del dato come tema fondamentale. Noi tutti stiamo cercando di sviluppare delle tecnologie che acquisiscono informazioni, e dovremmo arrivare a definire prima o poi degli standard che possano poi far interoperare queste informazioni tra spazi regionali diversi, ma anche lavorare sul tema della qualità. Sono le 12:14, io temo la spada di Damocle della regia che ci chiude fra qualche secondo lo spazio a nostra disposizione. Come sapete ci ritroveremo in plenaria, e se siete d'accordo, mi rendo conto che non c'è tanto spazio per la discussione,
proverei a ribadire questo, ecco, come tema di sintesi del nostro tavolo. Se c'è qualcuno che ha qualche elemento da introdurre, che vuole che si porti al tavolo in plenaria, veramente a pochi secondi ai noi. Perdonateci per il tempo così stretto. Non c'è nessuno che si azzarda, vedo, mentre scorre l'ultimo minuto. Ottimo, perché stiamo chiudendo, Antonino. Ottimo, Sara. Sì, ecco, due Scuso secondi, mi scuso con tutti per i tempi così stretti. Purtroppo le videoconferenze hanno dei limiti e speriamo che il prossimo anno ci si possa rivedere in presenza. Speriamo. Dobbiamo lasciare il gruppo? Guarda, dovrebbe tra pochissimo Federico. Ok, c'è esatto. C'è un pop-up, quindi possiamo lasciarlo anche prima dei 41 secondi, giusto? E ci troviamo in plenaria. Ottimo. Grazie a tutti intanto. Grazie. Grazie a tutti.